Where do you come from? Where I came from St. Petersburg, Russia. Oh, so you are going to visit Friuli Venezia Giulia now in Trieste. Yes, in Trieste for one day. Excuse me, where do you come from? Hungary. Oh, so from Hungary? Yes. Mauro Zinnanti, l'aliscafo Fiammetta M è un'ottima opportunità per tagliare il traffico stradale e anche un'opportunità per i turisti che si trovano in Slovenia e in Croazia, qui siamo a Parenzo in questo momento, per conoscere Trieste e Friuli Venezia Giulia. Sicuramente è stato uno dei motivi che ha promosso questa iniziativa e che ci ha spinto a ripeterla, a reiterarla, nonostante numerosissimi problemi che hanno accompagnato quest'anno questo intervento. Viaggio in totale sicurezza, ribadisco, un viaggio in totale sicurezza e in totale comodità. Il prossimo anno tenteremo innanzitutto di aumentare il periodo di attività del servizio e di ripetere l'esperienza positivissima fino a Lussino. Cercheremo di convincere il futuro armatore, perché quest'anno andremo in gara per il servizio del prossimo anno, di mettere a disposizione 2 mezzi, non solo uno. Questa è una scommessa che vorremmo fare. Comandante in Gargiola, il Fiammetta M sta facendo rotta verso Parenzo. Quali sono le caratteristiche di questo aliscafo? Le caratteristiche principali è la velocità. È un aliscafo che ha una velocità di crociera di 33-34 nodi. Stiamo volando sull'acqua. 203 posti per un equipaggio di 7 persone. 203 posti a bordo, 7 persone di equipaggio, il comandante, il direttore, l'operaio di macchina, 3 marinai ed un mozzo.